Filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, in questa puntata parleremo della delega fiscale, quindi della cosiddetta riforma fiscale, e poi andremo anche con l'ospite nella seconda parte, ritorneremo sul cosiddetto caso Juventus perché appunto ci sono delle novità. Quindi insomma per gli appassionati restate collegati. Allora, che cosa sta succedendo con la delega fiscale? Breve recap delle puntate precedenti. Della delega fiscale abbiamo parlato molto anche l'anno scorso, non so se vi ricordate, però sicuramente gli ascoltatori più appassionati si ricorderanno di questo tormentone, perché appunto il governo Draghi aveva iniziato a scrivere questa delega fiscale che poi però si è arenata a settembre, quando ci sono state le elezioni. Il governo di Giorgia Meloni ha quindi dovuto riprendere i lavori sulla delega fiscale. Leo, quindi Maurizio Leo, il vice ministro dell'economia, aveva dichiarato insomma nel mese di febbraio come non ci sarebbe stata continuità con la delega fiscale di Draghi, nel senso che non si sarebbe lavorato su quel testo, ma che insomma si sarebbe andato a creare un nuovo testo e che sarebbe arrivato nel Consiglio dei Ministri tra fine febbraio e inizio marzo. Ora, a che punto siamo? Siamo al punto che settimana prossima, se tutto va come dovrebbe andare, il testo della delega fiscale dovrebbe appunto arrivare nel Consiglio dei Ministri. Vi ricordo anche che cos'è la delega fiscale. La delega fiscale è quel documento che fa da cornice, quindi che va a delineare in modo molto ampio, senza entrare nei dettagli, quali saranno le novità fiscali, per quanto riguarda appunto tutto il panorama fiscale, quindi a 360 gradi, e poi dopo ci saranno i vari decreti attuativi con i quali si andranno a scoprire effettivamente i numeri, le percentuali di tassazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa sappiamo finora? Sappiamo che all'interno della delega fiscale si parla di una riduzione degli scaglioni dell'IRPEF, di un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti e ci sono poi novità anche in campo appunto di strumenti finanziari, di redditi appunto finanziari, una revisione delle cosiddette detrazioni, deduzioni fiscali e insomma e poi anche, delle novità per quanto riguarda la riscossione, quindi il rapporto più che altro tra appunto che rientra nel calderone fisco e contribuente. Sono, obiettivi molto ambiziosi, però sono anche appunto i cardini principali su cui, si dovrebbe andare a reggere appunto la nuova delega, fiscale. E appunto il Consiglio dei Ministri settimana prossima, insomma anche qui staremo a vedere se arriva, che cosa arriverà, se sarà modificata, eccetera, eccetera. Perché dico se sarà modificata? Perché tra le novità più attese, sicuramente dalla maggior parte ovviamente, c'è tutto il mondo che riguarda gli scaglioni IRPEF. Vi ricordate che con, il governo Draghi si era passati da 5 a 4 scaglioni, con le relative appunto percentuali di, tassazione, e invece adesso questo governo vorrebbe, abbassarli da 4, a, 3. Ora il come vi ho spiegato qualche minuto fa, è ancora molto difficile, capire, quindi se la domanda è: "Sì, okay, ma come saranno questi scaglioni? Quale sarà la percentuale di tassazione?" La risposta è: non si sa ancora niente con certezza. Quello che posso dirvi è che ci sarebbero 2 ipotesi in campo, però molto insomma prendetele molto con le pinze, e la prima vedrebbe, un'aliquota al 23% per i redditi fino a 15.000 €, poi si passerebbe al 27% per quelli che vanno da 15.001 ai 50.000, e poi al 43% per i redditi da 50.000 in su.
La seconda ipotesi, prevedrebbe invece un'aliquota più alta per la seconda fascia, quindi ci sarebbe sempre il 23% fino a 15.000 €, si passerebbe dal 27 al 33% per redditi da 15.000 € fino a 50.000 € e per redditi superiori ai 50.000 € resterebbe appunto il 43 per cento. Che cosa sono andati a fare, almeno che cos'è il progetto, è andare a comprimere le 2 fasce intermedie in un sola unica fascia. Ora voi mi direte: "È giusto, non è giusto?" Allora, il rapporto e l'analisi della quante tasse vanno a pagare, come sapete, non riguarda soltanto la percentuale degli scaglioni IRPEF, riguarda anche il sistema di detrazioni e deduzioni fiscali. Ecco, come vi avevo appunto detto, un altro cardine della delega è la revisione delle detrazioni e deduzioni fiscali, che sono circa 600 e hanno una spesa che si aggira attorno ai 156 miliardi di euro. E il appunto Giorgia Meloni il governo di Giorgia Meloni, insomma, lei avrebbe spiegato come se si fa una revisione attenta si potrebbero trovare le risorse per calibrare meglio le aliquote. Ora, è vero, nel senso che le detrazioni e deduzioni fiscali vanno a calibrare, meglio le aliquote appunto IRPEF, quindi quelle che vi ho appena annunciato, bisogna capire però come, perché ci può essere una calibrazione che, comprende più tasse o una calibrazione che va a ottenere meno tasse. Sicuramente le detrazioni e deduzioni fiscali attualmente, come vi ho detto, sono 600, e sono tante e, diciamo che qui si è fatto una stima di quanto possono andare a cubare, circa 156 miliardi, ma io mi ricordo che avevo fatto io stesso un lavoro di analisi su tutte le detrazioni fiscali e andandole a analizzare voce per voce, vi posso assicurare che nel adesso sto molto larga, in un 50% di voci non si sapeva né a quanti, contribuenti era destinata quella misura e né di conseguenza, quanto questo andasse a pesare sulle casse dello Stato. Capite bene che quindi la somma di 156 miliardi è molto approssimativa e soprattutto ci sono dei vulnus molto importanti. Quindi, il taglio perché sarà un taglio delle detrazioni e deduzioni fiscali, è un lavoro che deve essere fatto, che anch'io dico insomma da diversi anni che bisogna sfoltire queste detrazioni e deduzioni fiscali, però è anche un lavoro che deve essere fatto a tavolino, cioè un lavoro che deve che richiede per sua natura, se vuole essere fatto bene perché il presupposto è se si vuole far bene, anni. Se come, insomma, sto vedendo che sta procedendo il governo Meloni, se si fa molto velocemente, tendenzialmente è un taglio sarà un taglio o orizzontale o verticale che andrà a prendere, magari dentro anche delle detrazioni molto usate e che quindi farà più male che bene. Ora, si spera che ovviamente il governo, agisca nella primo modo, quindi in modo razionale, ma ribadisco, secondo hanno molto fretta, perché vedo che comunque anche la presentazione della delega, sta insomma è come se stessero, correndo i 100 metri, cioè la stanno facendo tutto in modo molto, frettoloso. Quindi insomma staremo a vedere che cosa vanno a tagliare e quindi per capire se pagheremo più o meno tasse, uno dei nodi principali è anche capire quali detrazioni taglieranno e soprattutto verso chi. Quindi questo è un altro, tassello molto importante da continuare ad analizzare e che io ovviamente vi, continuerò a dare, notizie. Un altro punto, che la delega ha toccato e che anche Giorgia Meloni nel suo, discorso di insediamento aveva detto, no, quindi, cercare di favorire le imprese che vogliono lavorare, eccetera. Bene, allora, qui hanno, deciso di, garantire appunto nella riforma degli interventi specifici, quindi degli incentivi specifici per le imprese che assumono. E lei ha spiegato: quello che pensiamo di fare, ad esempio in materia fiscale, è ridurre la tassazione, per esempio dell'IRES, laddove l'impresa assuma coloro i quali hanno percepito il reddito di cittadinanza, gli ultra cinquantenni o le donne. Oppure qualora si facciano investimenti più innovativi come il 4.0, il patent box, la ricerca e lo sviluppo. Insomma, l'obiettivo è ridurre le tasse per creare nuova occupazione e fare investimenti, sottolinea appunto Leo. Quindi nella riforma fiscale in effetti c'è agevolazioni proprio per chi, assume.
Altra chiave sono i vari tributi minori. I tributi minori, questo è un mondo anche questo molto ampio, però in alcuni casi verranno eliminati, in altri insomma si cercheranno di, analizzarli in modo un po' più razionale, però i procedimenti comunque fiscali, e quindi si cercheranno comunque di andare a razionalizzare. Per quanto riguarda il, lato appunto rapporto fisco e contribuenti, come avevo accennato è un altro caposaldo della, delega fiscale e anche qui insomma ci sono diverse novità. Ora io ve ne vado ad elencare soltanto, alcune, però per farvi capire la portata. Allora, un primo punto è quello di voler andare a scaglionare gli adempimenti fiscali su tutto l'anno. Come voi sapete, gli adempimenti fiscali si, accalcano, okay, o nel periodo estivo, quindi giugno-luglio, con il 730, la presentazione insomma di altri documenti, oppure verso i mesi invernali, quindi ottobre, novembre, dicembre, però c'è sempre diciamo una concomitanza di scadenze, abbastanza, intense. Dopodiché, quello che vorrebbero anche riuscire a fare è semplificare la modulistica per gli obblighi dichiarativi, quindi rendere appunto, le istruzioni che vengono fatte all'Agenzia delle Entrate molto più snelle, molto più, fruibili e soprattutto, disponibili date appunto disponibili ai contribuenti in date congrue, quindi non sotto la data, ma a tempo, prima. Dopodiché questo governo vorrebbe anche incentivare l'uso del 730 precompilato, gli incentivi anche qui non si sa di che natura, saranno e, vorrebbero prevedere anche lo stop per agosto e dicembre dell'invio delle comunicazioni da parte del fisco. Quindi insomma nei mesi così diciamo, tipicamente, di ferie, no, estive o invernali si vorrebbe dire stop alle comunicazioni fiscali. Dopodiché vorrebbero andare a potenziare gli strumenti e modelli che favoriscono la comunicazione tra le varie agenzie delle entrate e gli uffici comunali per andare a individuare tutti quegli immobili non censiti. Questa cosa degli immobili fantasma era anche un punto su cui, il centrodestra aveva molto battuto comunque, i pugni sul tavolo, durante la delega fiscale di Draghi, soprattutto per quanto riguarda quello che era la riforma del catasto. E quindi adesso loro l'hanno inserita nella loro, delega fiscale, quindi e anche qui potenziare gli strumenti, quindi la comunicazione tra Agenzia delle Entrate e uffici comunali, insomma anche qui vedremo il come e se effettivamente riusciranno a, fare emergere tutti quegli immobili i cosiddetti immobili fantasma, quindi quelli che non sono ancora che non sono appunto ancora stati censiti. Dopodiché si vuole sempre di più semplificare il procedimento accertativo grazie all'uso sempre di tecnologie digitali, quindi in questo caso, lo scopo è cercare di agevolare sia il contribuente che magari potrà fare e dovrà fare sempre più cose, attraverso, non so, le piattaforme, i sistemi che mette a disposizione l'Agenzia delle Entrate in modo digitale e dall'altra parte rendere questo processo, quindi il fatto che io vado su una piattaforma, quindi i sistemi operativi da parte dell'Agenzia delle Entrate molto più, diciamo, dinamici e molto più semplici per l'uso comunque di tutti. Dopodiché c'è applicare il principio del contraddittorio con il contribuente per quanto riguarda appunto quegli avvisi che arrivano non per tutti gli avvisi, per quelli che sono insomma più snelli non è previsto il contributivo, per il contraddittorio. Per quelli, non so, un po' più comunque anche ingenti a livello di somme è previsto appunto il principio del contraddittorio, se no, se non si vuole applicare, decade, insomma il tutto. Ecco, poi questo è molto importante perché è il riordino della norma che riguarda l'analisi del rischio. È praticamente quell'analisi che viene fatta per vedere quanto un contribuente è a rischio di essere, detto in modo semplicistico, un evasore fiscale oppure no. Ecco, questa loro la vogliono rivedere andando però a tutelare la privacy del contribuente, quindi, credo andando ad escludere i cosiddetti dati, sensibili. Aperta e chiusa parentesi, vi ricordo che con la fattura elettronica, insomma i dati sensibili ormai sono già in mano dell'Agenzia delle Entrate, ma, di questo non si è, parlato. Dopodiché c'è un ritorno diciamo molto,
in odore Movimento 5 Stelle, che è l'uso dell'intelligenza artificiale. Perché dico in odore 5 Stelle? Perché quando si stava facendo la delega fiscale nel governo Draghi, il Movimento 5 Stelle aveva presentato le sue proposte ed era praticamente un documento soltanto su introdurre nuova tecnologia, introdurre l'intelligenza artificiale, fare i profili in modo usando i big data, eccetera, eccetera. Quindi il governo adesso qui ha deciso di reintrodurre l'intelligenza artificiale per trovare gli evasori. Io mi permetto di dire che non ci vuole l'intelligenza artificiale per trovare gli evasori, quindi altri soldi per svilupparla, ma basterebbe appunto unire le varie banche dati di tutte appunto le amministrazioni e riuscire con il match e verrebbero fuori tutti. A parte che molti commercialisti mi dicono che già adesso l'Agenzia delle Entrate per molti loro clienti è riuscita diciamo a trovare anche il pelo nell'uovo, quindi volendo ecco, si hanno già i dati a disposizione per poter andare a identificare chi è o meno un evasore fiscale. Dopodiché quello che loro vorrebbero fare, appunto, per andare a ridurre questo tax gap, che vi avevo detto adesso, il tax gap sì che è tra i 75 e i 100 miliardi, di euro, quindi il tax gap è la cosiddetta evasione, okay, quindi tra quelli che pagano e quelli che non pagano. E loro vorrebbero andarla a combattere, per esempio, andando a incentivare, l'adempimento spontaneo oppure andando a semplificare le procedure per saldare i debiti, pregressi, eccetera, eccetera. Quindi secondo loro il andare a incentivare appunto l'adempimento spontaneo e tutte le misure che insomma sono a corollario potrebbero andare a, smussare questo, dato estremamente alto. E dopodiché, si vuole andare a creare un nuovo codice di condotta per quanto riguarda i contribuenti e l'amministrazione, finanziaria. Qui andremo a capire, credo che sia, un codice di condotta, che dovrebbe garantire maggiormente magari il contribuente, rispetto al potere dell'Agenzia delle Entrate, quindi cercare di andare un po' a controbilanciare, insomma, il disequilibrio che adesso, c'è. Dopodiché l'ultima cosa che vi volevo dire, e che vi avevo accennato all'inizio, erano le cosiddette rendite finanziarie. Quindi se all'ascolto c'è chi ha, diverse rendite finanziarie, non so, di una società, poi ha un fondo, poi ha un investimento, quindi diverse ovviamente, ci sono delle novità che potrebbero essere interessanti, perché in teoria con questa delega fiscale ci sono meno tasse sulle rendite finanziarie. E perché dico questo? Perché, si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale in cui dovranno andare a confluire tutte le diverse fattispecie di redditi di natura, finanziaria. E che cosa succederà? Che le perdite non saranno che le perdite saranno sottratte subito dal calcolo generale e non più da ogni singola voce finanziaria e sul residuo si andrà a pagare l'imposta sostitutiva. Che cosa significa? Significa che, si andranno a sommare, non so, la partecipazione a una SRL, il fondo, l'investimento XYZ, si farà tutta una somma algebrica, quindi 1 più 1 più 1, okay, dopodiché se da, non lo so, il fondo, in quest'anno si è avuto una perdita, quella perdita la si andrà a sottrarre dalla somma totale e il risultato, se la somma totale era 100 e la perdita era 1, adesso sto proprio così semplificando, sul risultato finale che è 99 si andrà appunto a pagare le tasse, quindi l'imposta sostitutiva. Cambia molto perché invece prima, si andava a ragionare su ogni singola voce, quindi se io avevo per esempio azioni, obbligazioni, io cosa succedeva? Che sul pacchetto azioni, se quest'anno avevo avuto una perdita, la tenevo lì ferma un attimo. Se l'anno successivo avevo ancora una perdita, la tenevo lì ferma un attimo. Se il terzo anno avevo un guadagno, allora iniziavo a usare la prima perdita e così via. Adesso invece potendo andare subito a utilizzare la perdita, ovviamente, in base ai vari casi,
però in teoria si avrebbe un risparmio a livello di tasse. Se la domanda è: ma chi ha una sola rendita finanziaria, quindi di un unico tipo, questa novità andrà a impattare sì o no? La risposta è, teoricamente no, nel senso che non cambierà quasi niente per invece chi ha, un solo tipo di rendita, finanziaria, perché in sostanza lì le perdite e tutto si andavano subito a compensare. Quindi, questa è un'altra comunque novità per appunto il mondo fiscale. Dopodiché adesso prima di mandare la pubblicità, volevo vedere se, eccolo qui. Sì, volevo un attimo parlarvi del cosiddetto procedimenti di riscossione, perché qui ci sono delle cose anche qui molto interessanti, ve ne dico 2. La prima cosa è che si punta a velocizzare le procedure di rimborso e ad andare a salvaguardare il diritto del credito attraverso un tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quando è stata affidata appunto all'agente di riscossione. Poi modifiche anche per quanto riguarda i piani di rateizzazione, che questa volta si vogliono rendere effettivamente stabili ad un massimo di 120 rate, quindi non ogni anno che magari, con la rottamazione e altro così si andavano a dire il numero di rate, si vuole cercare di stabilizzare e dire il massimo può essere 120. Dopodiché invece notizie meno positive sono il potenziamento dell'attività di riscossione coattiva da parte dell'agente di riscossione anche attraverso un progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento, perché qual è l'obiettivo? È anticipare l'incasso delle somme dovute dal debitore. Quindi vabbè, ovviamente ci sono lati positivi e lati negativi. Queste sono appunto 2 altre, punti che secondo me erano anche, fondamentali per andare a capire poi come andava per quanto riguarda appunto i processi di riscossione, che magari appunto molti ascoltatori alle volte ci hanno, sottolineato. Allora, dopo questa carrellata di, prime novità fiscali, io manderei appunto la pausa perché dopo, nella seconda parte torniamo con un argomento ovviamente un po' più allegro, ecco, che magari vi ho rattristato in questa prima, mezz'ora parlando appunto del caso Juventus e non solo. Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Bene, allora eccoci di nuovo in onda. Per chi si fosse appena collegato, io sono Giorgia Paccione di Bell, questo è Tax Girl. Nella prima parte, insomma, vi ho dato alcune anticipazioni anche per quello che, insomma, posso sapere io per quanto riguarda la delega fiscale, quindi i nuovi punti cardini della, riforma fiscale. Allora, prima di presentare il mio ospite e quindi di cambiare radicalmente argomento, avevamo una chiamata di un nostro ascoltatore, quindi la ascoltiamo molto volentieri. Ciao! Buongiorno signora, sono Giuseppe di Varese. Volevo chiedere un favore, le cartelle che riguardano la Tari, il pagamento della Tari, si possono ritrovare anche quelle oppure no? In che senso si possono ritrovare? No, rottamare, Ah, rottamare? sì. Non ne ho la più pallida idea in realtà. Secondo me dovrebbe andare semplicemente a vedere sul sito dell'Agenzia, delle Entrate, dove sono specificate le singole voci delle insomma delle imposte che rientrano o non rientrano. Credo sinceramente di sì, però, per sicurezza secondo me bisognerebbe andare a provare a chiedere. Ma dopo quanti anni, cioè, si possono rottamare? Dopo 5 anni? Lì bisogna vedere in base perché sono stati diversi tipi di rottamazione, rottamazione ter, Mm. quarter, quindi bisogna andare a vedere proprio i singoli periodi d'imposta, perché in base alle diverse tipi di rottamazione, quindi c'è la seconda, la terza e la quarta, in base a quelle ci sono anche i diversi periodi temporali in cui rientrano. Quindi In bisogna cui andare a rientra, vedere ok. quello. Però se lei va sul sito dell'Agenzia delle Entrate, perché questo l'avevo visto io diversi insomma forse anche l'anno scorso, non mi ricordo bene, Sì. e scrive rottamazione, proprio su Google, rottamazione Agenzia delle Entrate, le viene fuori proprio direttamente la pagina dove clicca e ha tutte le informazioni del caso. Ok, grazie mille. Niente, buona giornata. Grazie. Allora, noi appunto adesso in questa seconda parte abbiamo, cambiato radicalmente, argomento, perché appunto abbiamo con noi Michele Damiani, che scrive per Italia Oggi, è responsabile della pagina Diritto e Sport e poi si occupa anche di professioni. Quindi ciao Michele. Buongiorno Giorgia, ciao a tutti. Allora, come ho accennato ai miei ascoltatori, abbiamo avuto una prima parte, insomma, di notizie abbastanza tristi. In questa seconda parte volevo un attimo risollevare il morale ed è appunto per questo che, ti ho anche chiamato, per parlare del cosiddetto caso Juventus. Quindi parliamo del mondo delle plusvalenze nel calcio, insomma parlando anche con te, tu mi avevi detto che il governo aveva presentato un emendamento al milleproroghe che insomma introduceva diverse norme, poi era stato, diciamo era stato bloccato questo emendamento era stato bocciato, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato che lo vuole ripresentare uguale, uguale. Quindi ti chiedo, insomma, che cosa diceva questo emendamento che è stato bocciato e secondo te che cosa succederà? Allora, in sostanza l'emendamento è arrivato qualche giorno dopo l'annuncio del ministro dell'economia Giorgetti che aveva detto interverremo sul caso plusvalenze e diciamo non si sono fatti attendere perché appunto proprio pochi giorni dopo è stato presentato questo emendamento al milleproroghe, prima approvato poi fatto fuori per la non aderenza di argomenti. In effetti un decreto che proroga le scadenze non è che è proprio lo strumento adatto per regolare le plusvalenze. Ecco, diciamo, ricordiamo sempre decreti legge, insomma, no, dovrebbero essere d'urgenza, dovrebbero essere segnati sulle materie che riguardano il decreto, ma quindi insomma l'emendamento è saltato. In sostanza, facendola molto semplice e poco tecnica, veniva inserito una sorta di deterrente fiscale per le plusvalenze. Cioè veniva impossibilitata, a seconda di alcune condizioni, la possibilità di spalmare le plusvalenze su più anni e quindi di avere anche un vantaggio fiscale, ecco, da questo spostamento in più anni. In sostanza tu dovevi avere il giocatore che avevi comprato in un paio d'anni in rosa prima di poter godere della plusvalenza e veniva messo un freno anche ai prestiti dei vari calciatori. Insomma, in sostanza il governo cercava di introdurre un deterrente fiscale, appunto, quindi o fate le cose fatte bene oppure io non vi permetto di godere dei vantaggi fiscali dello spalmaggio delle plusvalenze in 5 anni. Ora, una cosa abbastanza tecnica, che sicuramente non creava veramente le condizioni per bloccare le plusvalenze fittizie, perché era una cosa
un po' piccolina, ecco, non questa grande rivoluzione. Comunque, come hai detto te, l'emendamento è saltato, ma adesso dovrebbe tornare. Però, ripeto, non credo che possa essere una norma del genere a fermare le plusvalenze. Poi, guarda, Giorgio, magari ne parliamo. Le plusvalenze sono diventate una parolaccia, ma in realtà le plusvalenze non sono negative, anzi, una società che riesce a fare una plusvalenza è anche una società che magari lavora bene. Esatto. Ma Sì. scusami, ma giusto per anche i non esperti come me, ma questo emendamento sarebbe andato nel caso specifico della Juventus a favore o contro? Nessuna, guarda, non avrebbe toccato quasi minimamente il caso Juve, perché comunque appunto permetteva soltanto, cioè in pratica tu quando fai una plusvalenza, no? Sì. Il sistema calcio ti dà la possibilità di spalmarla in 5 anni. Questo perché? Perché la plusvalenza genera un utile e l'utile poi va a aumentare la base imponibile, no? Sì. Quindi se tu poi lo riesci a dividere in 5 anni, c'hai un po' questo vantaggio qui. In più, sai, ci sono realtà più piccole, tipo squadre un po' più piccole, tipo per esempio l'Empoli quest'anno ha 3-4 gioielli che magari potrebbe vendere, che sono cresciuti nel suo settore giovanile, eccetera. Una norma del genere andrebbe più a colpire una società come l'Empoli, che magari vuole fare una programmazione in 5 anni, che una società come la Juve, che l'anno scorso ha comprato Vlahovic a 70 milioni di euro, o come l'Inter o come il Milan, insomma, ecco. Realtà così grosse da una norma del genere verrebbero toccate poco e niente. In più c'è un altro passaggio, prendendo il report di PwC sul calcio, che si vede che in pratica di IRES, cioè di imposta sul reddito delle società, le squadre di calcio pagano poco e niente perché sono quasi tutte in nero e quindi non ci sarebbe un grande effetto, no? In che senso sono quasi tutte in nero? Tutto in rosso, volevo dire, scusa, ho detto in nero. No, io stavo già pensando in che senso pagamenti in nero, qui senza fattura. Tutto in rosso, tutto in rosso, dire, okay. Ovviamente, anzi ci mettiamo una bella querela, se no. No, diciamo che comunque ecco, i bilanci delle squadre di calcio in generale, ma in particolare di quelli della Serie A, ecco, l'ultimo problema sono gli utili o le basi imponibili, mettiamola così. Ok, quindi una norma che fondamentalmente se proprio va a ostacolare, come dicevi tu, le piccole società, ma che forse si dovrebbe fare una norma che vada un po' più verso società appunto come la Juventus, il Milan e l'Inter, per andare a regolarizzare un po' la situazione, no? Dico male? Assolutamente, guarda, io ho parlato con un po' di persone proprio esperte del settore a cui ho chiesto: ma seriamente serve una norma per regolare le plusvalenze? Alcuni mi hanno detto di sì, altri mi hanno detto di no, ma diciamo che ecco, se uno dice che una cosa vale 50 e quella cosa vale 10 e si scopre che a bilancio ha messo quella cosa a 50 e invece valeva 10, cioè non c'è bisogno di una norma per far sì che questo sia un reato. Ecco, sicuramente mi hanno detto che servirebbe un pochino una stretta, cioè dal punto di vista calcistico, ma soprattutto da un punto di vista internazionale. Cioè, nel senso, le plusvalenze, il caso Juve per esempio, poi magari ci passiamo un attimo che ci sono delle novità, cioè, al centro del caso c'è anche un'operazione di compravendita con il Marsiglia. Quindi ecco, tu puoi fare anche le norme in Italia, cosa che insomma servirebbe comunque, ma poi serve una regolamentazione internazionale che permetta di eliminare gli abusi. Poi, ripeto, sulle plusvalenze bisogna stare molto attenti, perché ecco, se una società scopre un giocatore, facciamo l'esempio del Napoli che ha comprato Kvaratskhelia dalla Georgia, ok? Un giocatore semi sconosciuto, se poi lo rivende a 100 milioni e fa 70 milioni, 80 milioni di plusvalenza, è un merito della società che è stata capace di comprare un giocatore di grande talento e poi di venderlo a un prezzo più alto. Cioè, questo non si può configurare in nessun caso come reato, No, esatto. Anzi, forse come buona gestione. Sì. Quindi ovviamente lì bisogna evitare di fare affari che sembrano, oppure per cui le accuse hanno detto che insomma i valori erano gonfiati, e creare questi legami che a quanto pare la Juve e forse anche altre società avevano creato, con una forza, un potere contrattuale superiore ad altre squadre che poi si adeguavano un po' al sistema Juve. Sinceramente, conclusioni un po' discutibili. Io, tu lo sai, magari gli ascoltatori non lo sanno, non sono di certo della Juve, anzi. No, ma però... credo che si possa sentire dall'accento, così. Sì. Diamo un indizio. Capitale d'Italia. Molto vago, Esatto. così.
Esattamente, però sai, sulla posizione Juve io, cioè sulla questione Juve ho una posizione abbastanza critica, ecco, poi appunto se abbiamo tempo ne parliamo anche 2 minuti. Ma Quindi sì, insomma questo, esatto, no, dimmi. perché prima hai detto che c'erano delle novità sul caso Juve, ho capito male? Sì, assolutamente. Eh, È di 3 giorni fa un intervento del TAR che in pratica riapre la partita di questa ormai famigerata carta Covisoc. Te la spiego in 2 secondi, farò 50 errori tecnici, quindi mi perdonino tutti quelli, le persone veramente esperte che ci ascoltano. In sostanza il TAR riapre la possibilità di utilizzare questa carta Covisoc che escluderebbe una serie di documenti dal processo Juve. E la Juve ci punta molto, era stato escluso l'utilizzo di questa possibilità, adesso il TAR ha riaperto l'utilizzo di questa possibilità che implicherebbe un grande cambiamento nella gestione del processo, perché appunto alcuni degli elementi che sono stati aggiunti potrebbero non essere più previsti, quindi si potrebbero perdere delle basi per il giudizio. E la TGC ha subito fatto ricorso al Consiglio di Stato, quindi adesso vedremo un po' come andrà questa questione. A fine marzo, il 27, la Juve sarà sentita dal GUP, quindi si confronterà appunto anche con la giustizia ordinaria per quanto riguarda questo caso chiamato caso Prisma, e a inizio aprile dovremmo arrivare con un giudizio per capire un po' se veramente questi 15 punti di penalizzazione rimarranno, saranno ampliati, saranno ridotti o ci saranno ancora conseguenze negative, ancora più negative. Quindi diciamo abbiamo adesso un mese di tempo davanti a noi in cui dovremmo avere alcuni chiarimenti, alcune certezze. per poi arrivare insomma alla conclusione definitiva di questo caso. Poi si chiude ad aprile Esattamente. immagino, okay. Con Sì, necessariamente devi ma chiudere entro la second fine del campionato. ma tu che sensazione hai, se ce l'hai? Secondo te come si potrebbe chiudere? Allora guarda, io prima del processo avevo detto la Juve secondo me non verrà mai squalificata, non verrà mai penalizzata e ha preso 15 punti di penalizzazione. Quindi ecco, ti dico la mia opinione, poi gli ascoltatori magari possono Fanno prendere l'opinione l'opposto. opposta Esatto. e pensare che sia quella giusta. Ecco. Allora, secondo me il giudizio insomma mi lascia molto perplesso. Innanzitutto, nota a margine, secondo me bisognerebbe evitare di fare squalifiche o penalizzazioni a campionato in corso, soprattutto se fanno riferimento a operazioni fatte un paio di anni fa, o l'anno scorso, o 3 anni fa. Nel senso, tu comunque vai a incidere su un campionato, era meglio farlo prima o dopo il campionato, secondo me, perché poi in qualche modo comunque tu falsi una competizione se ti inserisci a febbraio con un giudizio che non è neanche definitivo. Cioè, adesso io, ripeto, non sono della Juve, anzi, però la Juve ha preso 15 punti di penalizzazione, le 2 partite dopo ha perso in casa col Monza, per esempio, diciamola così, e se adesso le ridanno i 15 punti di penalizzazione, comunque il periodo dopo la penalizzazione è un periodo che viene falsato, perché ovviamente la Juve aveva subito importanti conseguenze anche psicologiche dalla sentenza, tanto che appunto 2 giorni dopo perde in casa col Monza, poi fa 5 vittorie consecutive, quindi ecco, il giudizio durante la stagione sarebbe sempre da evitare, secondo me, anche perché appunto se poi a maggio gli dai i punti, a quel punto poi le altre squadre che hanno fatto un campionato basandosi su una certa classifica potrebbero dire: senti, ma si può fare, è una cosa seria questa? No. Esatto, sì. La mia sensazione è che la Juve potrebbe avere uno sconto, secondo me, perché comunque insomma stanno emergendo tante cose, perché pare un pochino più questa la direzione. I rappresentanti dello sport hanno detto spesso che la Juve è soltanto una di un sistema che comprende anche altre realtà, quindi se ti posso fare una previsione, prevedo uno sconto per la Juve e l'allargamento del filone anche ad altre società. E vabbè, insomma, anche qui staremo a vedere poi ad aprile che cosa a primavera inoltrata, insomma, che cosa sboccerà. Ma senti, come ho detto nella tua presentazione, tu oltre a occuparti di tutto il mondo dello sport che è vasto, quindi non ti occupi soltanto di calcio, ma altre volte abbiamo parlato anche di basket, eccetera,
ti occupi anche delle professioni. E io oggi ti volevo fare una domanda, perché secondo me è importante anche dare questa diciamo base ai nostri ascoltatori sulla questione equo compenso dei professionisti. E perché? Perché noi sappiamo benissimo che diciamo tutto il centrosinistra si batte molto per il cosiddetto salario minimo per i lavoratori dipendenti. Poco si sa di che cos'è l'equo compenso e perché insomma questo governo, ma comunque insomma poi c'erano stati anche altri interventi, sono dovuti intervenire sulla questione dell'equo compenso dei professionisti. Io dico soltanto, e poi lascio a te la parola, che molto spesso la stessa pubblica amministrazione ha fatto dei bandi dove richiedeva anche insomma per delle discipline importanti, come non so, rivedere delle norme a livello legislativo, l'intervento di professionisti e il compenso era zero. Lascio a te la parola. Esattamente. Allora, noi avevamo in Italia un sistema che era quello delle tariffe professionali. In sostanza, il professionista aveva i compensi del professionista erano decisi da delle tabelle che erano fissate dal Ministero. Quindi diceva il professionista per questo lavoro deve prendere questi soldi. Ora, prima Bersani e poi Monti abolirono questo sistema e si passò a una libera contrattazione per il discorso della concorrenza, regole europee, eccetera, eccetera. Dopo qualche anno si sono accorti che però questo sistema creava una serie di problematiche e quindi hanno provato a reinserire le famose tariffe attraverso questa benedetta norma dell'equo compenso. Perché dico benedetta? Perché nel 2017, fine 2017, fu approvata una norma sull'equo compenso, ci fu una grandissima felicità da parte del mondo professionale, solo che dopo un mese si sono accorti che la norma doveva essere migliorata, tanto che nonostante la norma sono arrivati comunque i bandi gratuiti da parte della pubblica amministrazione. Quindi dal 2017 ad oggi stanno lavorando per migliorare questa norma, che purtroppo ha avuto un ennesimo stop questa settimana perché a quanto pare c'è stato un errore nel testo, perché c'era inserita nel testo una norma che è stata abrogata dalla riforma Cartabia. Quindi vabbè, un problema tecnico che però non inciderà sull'approvazione del disegno di legge. Tu facevi giustamente un paragone tra salario minimo e equo compenso. Si parla tantissimo di salario minimo. Io faccio sempre questo paragone quando parlo di queste due cose. In Europa c'è una direttiva sul salario minimo che è stata approvata, che deve essere recepita dagli Stati, che dice uno Stato deve inserire il salario minimo se non ha una copertura contrattuale di un certo livello. Che mi pare 90 che in Italia... no, 70 forse, 70% dicono. Loro dicevano sopra l'80 sei proprio a posto, tra il 70 e l'80 inizia un po' a ragionare, sotto il 70 devi intervenire, questo dice l'Europa. Sì. Noi in Italia siamo sopra il 90%, dati INPS, dati in Parlamento. Quindi noi non dobbiamo neanche recepire la direttiva sul salario minimo, anzi forse insegniamo noi all'Europa come funziona da questo punto di vista. Mentre sull'equo compenso il discorso è l'opposto. Cioè noi ci troviamo per esempio il famoso bando di Catanzaro che chiedeva il controllo tecnico di un ponte, sappiamo quanto è delicato l'argomento, senza prevedere un compenso per il professionista che effettuava questo controllo, che se poi il ponte crolla, il professionista va in galera. Sì, tra l'altro dopo aver lavorato anche gratis. Così. Assolutamente. E il bello sai qual è che in questi bandi la giustificazione è che lavorare per la pubblica amministrazione è una sorta di onore o di pubblicità, di qualcosa sul curriculum che ti porti poi appresso nel tempo. Ecco, fa un po' sorridere tutto questo, diciamo. Perciò noi ci troviamo in una situazione in cui la copertura contrattuale dei contratti collettivi supera la soglia europea, quindi non dovremmo avere problemi con la direttiva europea, e poi ci troviamo con l'equo compenso che da 5 anni deve essere approvato. Perciò diciamo 2 pesi e 2 misure sicuramente. Ora poi aggiungo solo un'ultima cosa e chiudo il pippone. Sicuramente noi abbiamo una copertura contrattuale molto alta, sicuramente abbiamo dei contratti collettivi che hanno dei minimi retributivi troppo bassi. Esatto. E qui il problema è grosso perché c'è il grande tema della rappresentatività dei sindacati, no? Cioè abbiamo 700 milioni di sindacati in Italia, 700 milioni di contratti, la metà dei contratti depositati al CNEL loro usano abusivi, mi pare come termine, comunque non sono utilizzati, una grandissima parte non è rinnovato da anni e quindi tu ti trovi i valori delle retribuzioni, dei compensi vecchi. Faccio solo notare che in un anno abbiamo avuto il 10% in più di inflazione,
Quindi già questo basterebbe a considerare inutili i contratti, Esatto. perché se tu hai un contratto in cui il minimo è 5 euro l'ora, puoi pure avere il contratto, ma comunque è un salario basso. Sì. Quindi ecco, forse bisognerebbe lavorare un pochino più sui minimi contrattuali, e rimane il fatto che almeno lì i dipendenti una tutela ce l'hanno, mentre i professionisti non ce l'hanno, o comunque ce l'hanno un Esatto. po' zoppa. No, no, esatto, ma infatti il ragionamento che hai fatto tu sul lavoro dei vari CCNL, la contrattazione collettiva nazionale, è quello che poi insomma anch'io ho sempre detto, no? Cioè piuttosto che è un po' come, no? La logica, faccio sempre l'esempio delle classiche norme fiscali, no? Noi siamo arrivati a un sistema che è talmente stratificato che o tu chiedi a un professionista, perché tu da solo non riesci a capirci niente, perché la norma A si riferisce alla norma B che si riferisce alla norma C del 1971 e diventa un ginepraio da cui non riesci a poi anche tu stesso a capire quali sono effettivamente i tuoi diritti magari nei confronti dell'amministrazione finanziaria. E la stessa cosa qua, no? Cioè si vuole introdurre un salario minimo andando quindi a creare una nuova struttura sotto quando c'è una struttura, magari creando anche delle distorsioni, no? L'aspetto più semplice, come hai detto giustamente tu, sarebbe: ma scusami, ma andiamo a lavorare sui vari CCNL nazionali, andiamo lì a dire alziamo il salario minimo, anche perché poi un'altra cosa che anche parlando magari con, mi sembra di aver parlato con insomma un sindacato nazionale molto importante, loro dicevano sì, ma attenzione, perché nei salari, nella contrattazione collettiva non c'è solo il salario minimo, ci sono le ferie, i permessi, la malattia. Quindi è vero che è giusto avere un salario minimo e bisogna andare a lavorare per aggiornarli, ma attenzione, non è che tutto ruota intorno al salario minimo, cioè ci sono poi anche altre diciamo, condizioni che ti vanno a tutelare maggiormente in un CCNL. Stessa cosa, insomma, adesso poi ritornando poi al problema dell'equo compenso, anche qui insomma bisognerebbe usare la stessa, cioè bisognerebbe essere alla pari, no? Quindi anche lì avere il cosiddetto salario minimo per i professionisti, chiamiamolo così, in modo che anche loro hanno un salario minimo e da lì vanno a lavorare, a fare i loro lavori, insomma è quello che è. Però ecco, avere cioè trattare i professionisti come, insomma, una ciabatta vecchia che si devono arrangiare e dall'altra parte dare sempre solo attenzione ai dipendenti non è corretto, bisognerebbe fare un 50 un 50, come giustamente hai ribadito tu più volte. Guarda, condivido anche le virgole, ti aggiungo una cosa. Questa lotta all'equo compenso viene giustificata con un principio di concorrenza, no? Io vorrei capire perché la concorrenza deve valere per i lavoratori autonomi, per i professionisti e non per i dipendenti. Cioè, nel senso, il salario minimo non è contro la concorrenza che impone un salario allo Stato? Quindi, ecco, io non sono né contrario al salario minimo né contrario all'equo compenso, Però, se mi date da una parte la giustificazione della concorrenza, la concorrenza vale sia per gli autonomi che per i dipendenti. Quindi, mettiamoci d'accordo, se il discorso è mantenere la concorrenza, allora non facciamo il salario minimo perché le imprese devono essere libere di scegliere quanto pagare i lavoratori. Perché la pubblica amministrazione può pagare gratis un professionista e l'impresa deve pagare il dipendente 9 euro l'ora? Esatto. È giusto pagare il dipendente 9 euro l'ora, ma forse la È giusto concorrenza anche lasciamola da parte. pagare, esatto, è giusto come è altrettanto giusto pagare 9 euro l'ora a un professionista che ti fa un lavoro, insomma, magari come rivedere la struttura di un ponte. Così. Direi. Esatto. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi io ringrazio ancora Michele Damiani di essere stato con noi questa mattina, quindi grazie Michele. Grazie mille a te Giorgia. E io vi do appunto appuntamento a sabato prossimo e adesso vi lascio nelle mani di Gemma Gaetani. Avete ascoltato Tax Girl.